Secondo me è anche un film che parla di famiglia, no? Del concetto di famiglia sotto il punto di vista singolo, cioè del singolo individuo. Come ogni persona interpreta, cioè può interpretare questo concetto e un po' del viaggio che fa, perché ovviamente siamo su questo versante qui, no? Che è quasi un viaggio dell'eroe per tutti i protagonisti che abbiamo, ma va bene così. C'è veramente un'avventura che fanno per scoprire o per riscoprire quello che hanno dimenticato anche per la vita stanno facendo, che sono costretti a fare o che hanno scelto, che vogliono di fare, no? È molto bella questa cosa, secondo me, che dà molte sfumature, ma senza giudicare a livello morale, cioè senza pestare troppo forte sull'acceleratore in alcune cose. E secondo me è molto bella questa cosa, è molto profonda, nonostante sia un film che ti vedi veramente tranquillamente e felice. Will you guys just slow it down and make it funky? Siamo alla fine quasi di quest'anno, Sì. quindi tiriamo un po' le somme di quello che è successo durante il film e non. Come funziona? Io lo dico per chi non c'è mai stato o stata, però di base diciamo 2 cazzatine noi come al solito e poi se volete intervenire alzate la mano, fate le vostre domande o soprattutto i vostri interventi che sono sempre molto apprezzati e preziosi. E, niente, abbiamo una piccola intro, una piccola presentazione, no? Però possiamo cominciare subito rompendo il ghiaccio, magari noi. Oppure se qualcuno già vuole rompere il ghiaccio così. Oggi è difficile, oggi è molto difficile. C'è un silenzio tombale. Mi sento veramente strano. Innanzitutto, vi è piaciuto il film? Ok, piaciuto. L'avevate già visto? O qualcuno l'avevano già visto? Non ho capito. Visto, ok. Beh, io è la prima volta che lo vedevo. Cioè, a me per esempio è piaciuto molto perché mi è piaciuto come abbiano cercato di rappresentare una famiglia un po' alternativa, no? Possiamo dirlo? La famiglia tradizionale. Questa è la famiglia tradizionale. 3 barboni. È vero. No, perché dicono famiglia naturale, ma io preferisco le famiglie più frizzanti, Assolutamente. quindi... no, era figo anche come Tokyo fosse rappresentata come un angelo custode. Mhm. Cioè in questo film non era semplicemente uno sfondo, non Sì. era semplicemente una cartolina che vedi come le foto là, ma era anche come qualcosa di vivo, cioè in certi Sì, che film... aiuta anche chi ne ha bisogno. Sì. Anche la sceneggiatura, no? Come Angelo Custode che Sì. quando ovviamente questi personaggi non riescono ad arrivare fino a dove dovrebbero, è bella questa cosa, secondo me, che comunque viene mostrato anche un po' il limite naturale delle persone, poi appunto, come dici tu, la città... Sì, la città fa da madrina ai padrini, ai Tokyo Godfathers, e quindi si crea tutto anche a me è piaciuto un sacco la prima volta che l'ho visto il miracolo, che questo magari è il film di Satoshi Kon meno esoterico, meno Intenso. onirico, però è bello che metta quel pizzico là di miracolo alla fine, quello... Poi anche io mi sono alzato in piedi quando ho visto a casa mia da solo alla scena di lui che va in bicicletta per raggiungere il camion, e lì mi sono alzato e ho detto sì, lo sapevo che eri un ciclista, non avevo mentito, non ero sicuro, lo sapevo dentro me che era tutto vero.
E voi invece avete provato sensazioni simili alle mie? Cioè avete fatto il tifo? Qualche personaggio vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Avreste preferito che agissero in maniera diversa? O avete tifato per loro in alcuni momenti? Beh, io sì, ho sempre tifato per loro, grazie per la domanda. Prego. E pensavo fosse il maestro Carlo, invece il maestro Edoardo. Sì, certo, certamente ho tifato per loro. Mi è piaciuto molto come è vestito lui, Gin. Gin, giusto. Sì. Cioè, nel senso, sembra un film molto superficiale, eh? Tacchittato. Da chittato. Spoiler. Però c'è una grande attenzione. Infatti mi dispiace che questa volta non abbiamo una presentazione perché sarebbe stato bello analizzare qualche inquadratura. Molte inquadrature, secondo me, sono molto... cioè, parlano parecchio. E magari è una cosa che, insomma, non si guarda sempre quando si vede un prodotto di animazione. Però, vabbè, insomma, con questo autore vai sul sicuro. Ma in generale, secondo me... È una che mi è piaciuta molto è quando lui, Gin, è quasi morto in questa vietta, in questo vicolo, e sopra di lui, dietro, cioè diciamo nel campo che sta dietro, continuano però a passare le macchine, a passare le persone, in questa indifferenza totale appunto della società che vabbè, li rifiuta totalmente e poi però appunto arriva questo angelo. Mi è piaciuta molto quell'inquadratura lì. A me un po' questa comicità, cioè il fatto che si alternassero momenti pesissimi a invece momenti molto comici, mi ha ricordato un po' Zero Calcare, un pochino questa cosa. E volevo dire, è giustissimo quello che dici tu, e passano... Tra questi due momenti passa pochissimo tempo, cioè è montato veramente velocissimo, quasi come se fosse un prodotto magari pensato per la televisione e ci dovesse essere una pubblicità fra i due momenti e la pubblicità invece viene tagliata. È molto, molto figo, anche con le dissolvenze per andare dentro all'inquadratura. No, è una bella lettura questa. Ma poi anche quando, sembra all'inizio del film, avevo notato questa cosa, quando, non mi ricordo esattamente quale scena, praticamente c'è lui, forse avevano appena trovato la bambina e c'era dietro, non mi ricordo il nome della barbona omosessuale. Hana. Hana. Lei con la bambina in braccio, sognante, felice, e lui invece che guardava quella specie di culla che avevano appena trovato con uno sguardo invece molto più cinico Mhm. e realista, e si rendeva conto che invece loro avevano appena raccolto una neonata dalla spazzatura. Quindi c'era questa inquadratura di loro due, però due proprio sfaccettature completamente diverse. Mhm. Era Sì, anche i toni, cioè i colori erano molto, Mm. molto diversi, sì. Sì, poi cioè, ognuno magari ha la sua lettura, però certo, c'è una mano alzata? Non era niente di urgente, No. però volevo Neanche quello che stiamo dicendo noi è urgente, quindi. dare due spunti di riflessione, siccome mi è capitato di scrivere due cosette su questo film. Avevo trovato un'intervista a Satoshi Kon sul film. Il primo è che questo è un tentativo di ripristinare i miracoli e le coincidenze che sono spinti all'altro mondo dalle armi della logica scientifica, quindi questo probabilmente è anche il modo di rimetterlo insieme agli altri film che l'ha fatto e capire un po' che sì, è un po' un film a sé, però rientra sempre in quel gusto lì del regista. L'altro discorso invece è sulla questione morale che ha per il senza tetto, che lui non voleva aprire, cioè non voleva fare un film in cui trattare il senza tetto in un senso moralistico, e infatti non
non c'è un messaggio scopo sociale da parte dell'opera. E quello che vuole fare il regista, a parole sue, sembra che tra l'altro dica il vero, è concentrarsi sulla mentalità delle cose che vengono scartate, quindi anche tutta questa spazzatura che è onnipresente nel film torna un po' su questo tema, e secondo me è un contrasto che è un po' un balsamo nel periodo natalizio, dove è un po' tutto patinato, tutto tirato a lucido, eccetera. E quindi personalmente questo è un film che mi sono ripromesso di guardare ogni anno a Natale, un po' perché anche quel ritmo da film di Italia 1, che secondo me è l'espressione più alta del cinema, cioè l'idea di guardare ogni anno lo stesso film e trovarci qualcosa di bello, è un qualcosa che, non so, magari qui lo fate guardandovi Persona di Bergman, però... Guarda, colgo l'assist per dire che ogni anno da 12 anni a questa parte a Padova, al Circolo Nadir, fanno una giornata in cui c'è la proiezione di Satantango di Belatar, film della durata di 7 ore e mezza, tutti gli anni. Quest'anno l'hanno fatto domenica. È un'esperienza che mi sento di consigliare di fare per chi volesse. Forse quello è l'estremo del film di Natale. Comfort, magari è questo, magari ognuno ha il sì. suo. Ovviamente Satantango non è il mio, però chi lo sa. Sì, io Può sono piacere. molto affezionato a quello di Renato Pozzetto che va in città personalmente, fanno su Rete 4. Il contadino, non perdiamoci. Quindi è un film che secondo me è molto, molto bello da guardarselo così e dà una sensazione di calore per tutto il film, che è grande. Si tratta comunque di un film patinato, perché la condizione cioè, non vediamo mai una reale sofferenza, se non in qualche scena che dura una frazione di secondo dei protagonisti. Quindi in realtà la pattinatura natalizia la utilizza per raccontare una storia a sé, che è una storia degli scarti, ma non è Noi ragazzi dello zoo di Berlino. Però a me piace un sacco, ecco. Sono d'accordo, cioè è una bellissima lettura quello che hai fatto, sono stra d'accordo. E anche sul fatto cioè, della patinatura, eccolo, della patinatura che no, non se lo merita. E infatti no, che poi appunto esatto, serve per parlare di altre cose. No, siediti qui per favore. Con la luce del cazzo che mi colpisce gli occhi. Ti prego, ti prego. No, per parlare di molte cose, secondo me è anche un film che parla di veramente, cioè prima scherzavo, ma di famiglia, no? Del concetto di famiglia più sotto il punto di vista singolo, cioè del singolo individuo, ossia di come ogni persona interpreta, cioè può interpretare questo concetto e un po' del viaggio che fa, perché ovviamente siamo su questo versante qui, no? Che è quasi un viaggio dell'eroe per tutti i protagonisti che abbiamo, ma va bene così. C'è veramente un'avventura che fanno per scoprire o per riscoprire quello che hanno dimenticato anche per la vita che stanno facendo, che sono costretti a fare o che hanno scelto, che vogliono di fare, no? È molto bella questa cosa, secondo me, che dà cioè da molte sfumature, ma senza, come dicevi tu, no? Senza giudicare a livello morale, o senza dare cioè senza pestare troppo forte sull'acceleratore in alcune cose. E secondo me è molto bella, questa cosa è molto profonda, nonostante sia un film che ti vedi veramente tranquillamente e felice. Cioè io penso anche verso la fine la ragazzina, adesso non ricordo il nome, quando sale le scale dell'edificio abbandonato per cercare di salvare appunto la neonata e anche
la madre, insomma, chiamava la madre a fini dibattitivi, ma non è la madre, abbiamo capito. Matrigna. Esatto, e quindi salendo tutte queste scale, appunto, è molto bello che le rimane impigliata la giacca e si toglie la giacca e si toglie il cappello, cioè si libera di tutte delle cose che non le servono per fare quello che vuole fare, no? Cioè, secondo me è un'immagine molto forte, molto semplice anche, no? Però secondo me le cose semplici sono quelle più di impatto. E quindi è come se lui volesse mostrare un percorso, una salita che questo personaggio deve fare per capire delle cose, secondo me. E è bello che lo faccia da sola, che non ci siano gli altri due personaggi ad aiutarla, ad accompagnarla come hanno sempre fatto. E, boh, non lo so, io lo vedo come in quel momento della vita, cioè certe cose le devi capire da solo, le devi fare da solo, e quindi non lo so, è pieno di cose così, secondo me. Intervieni, per favore, basta. No, beh, Cioè, hai lasciato veramente proprio ma quello è il posto di Strap, è la sedia libera per Volevo Strap. dire È l'ultima come- cosa, così poi vi rendo il microfono, che questo film, a parer mio, è il film di un tizio giapponese, quindi non ha niente a che fare col cristianesimo, però è una specie di take sul cristianesimo, di quello che gli piace del Natale, eccetera, eccetera, perché pensiamo che il Natale non è una festa giapponese, se lo sono presi loro, vanno a mangiare al KFC, fanno tutte ste robe, cioè non è una cosa neanche nostra, ma loro riescono anche a vederla con un distacco maggiore, quindi a fare un'operazione anche per certo verso fredda, in cui si permette di andare a toccare tutta una serie di tematiche del cristianesimo che sono molto presenti all'inizio del film, con uno sguardo che è personale e laico, ecco. Sì, vero. Ma poi è bello, è come, è decisamente come dici tu, ed è anche bello il fatto che sia, però quando c'è la simbologia legata al Natale molto calcata, cioè molto, vabbè, magari non è così estremamente spinta all'eccesso, però si sente che proprio la diversità culturale permette di cavalcarla con una nonchalance diversa, anche cioè sfidando un po' il kitsch su certe cose. Infatti è vera questa cosa della responsabilità dei personaggi che si presenta a un certo punto anche in forma di casualità, cioè l'ultima scena è l'ennesimo intervento felice del caso, come quando la tizia precipita con la bambina, viene miracolosamente, se salva, insomma, appendendosi a questo pennone, e la sequenza è anche superlativa, poi con così molto d'impatto anche emotivo, con questa luce del sole che inizia ad alzarsi, insomma, però a parte, e il caso si ripresenta poi quando nell'ultimissima sequenza si apre la porta e dietro la porta c'è il padre di lei, e lei accetta di salutarlo, insomma, quindi c'è questa cosa della responsabilità che si presenta. Però ecco, cioè, nell'intervento del caso c'è anche questa vaga ombra di magico, di fatato, che è un po' una cosa che in Occidente magari non faremmo, perché la riterremmo un po' kitsch, cioè la riterremmo eccessivamente, cioè è quella forma di non so, sentimento legato al Natale che ha queste manifestazioni qui abbastanza palesi, molto che noi magari eviteremmo, perché ci sembrerebbe di fare una roba. Sì, esatto, il film squallido di Natale, uso questa giusta definizione da parte sua, per cui è bello che questo distacco qui lavori in un altro senso, con la libertà di cui parlavi tu, insomma, ecco, in un altro Ci senso. sono un sacco di film di questo genere prodotti in Germania, non so perché, volevo solo dire sta cosa, che danno sui canali Mediaset. Il pomeriggio, tipo per le casalinghe, no? Sì, beh, forse ho capito. Un saluto a tutte le casalinghe che ci Saluto, seguono. assolutamente.
Noi niente, prima che resti tu stiamo cazzeggiando come sempre. Ma va bene, cioè, adesso Entriamo nel vivo. entriamo nel vivo. No, se posso, mi ricollego a un paio di cose dette sul fatto, appunto, la condizione dei barboni. Come è stato detto che effettivamente non gli viene data, o meglio, uno se vuole può vederla, però fino a un certo punto quella situazione di morale o di riscatto o di denuncia sociale riguardo alla situazione dei barboni, perché effettivamente in Giappone è un po' quel misto tra un tabù, cioè quelle cose che ci sono ma non vogliamo vederle, e infatti lo si vede nel film come, bene o male, poi tutte le persone che incontrano, tolte un paio, quelle che sono strettamente legate alle storie, quindi la famiglia tra virgolette della bambina, però tutti quanti li trattano male, cioè vogliono starci alla larga, perché anche, come dicevi, la scena di lui per terra con le macchine che passano eccetera è una cosa super giapponese, cioè nel senso che una persona lì così, specialmente in quella condizione, è un problema e la gente non vuole avere problemi in Giappone. Cioè, se tu ti fermi uno per strada e gli fai scusa, posso, vanno nel panico perché, oddio, quindi è molto loro questa cosa. E non a caso gli unici con cui fin da subito siamo stato super gentile è i mafiosi, cioè quelli nel villone là, che sono palesemente mafiosi, lo si riconosce dal mignolo tagliato. E loro effettivamente, ma perché? Perché loro su quegli strati di società lì c'hanno a che fare, cioè tanti, specialmente i giovani eccetera, arrivano da contesti molto disagiati eccetera, come succede un po' ovunque credo. Possiamo dire che c'è un po' di Italia nel film Tokyo Godfathers. Che c'è un Sì, po' di beh, Sicilia. Un po' di... se vuoi, sì. Un saluto. La villa sfarzosa. Basta, se volete, no, vabbè. È Però tu ci hai un messo a fat- parte, prima ne discutevamo. che ci sono un paio di cosine carine che secondo me forse si perdono un pochino sia con la traduzione che col fatto che le scritte sono in giapponese, viva Dio. E qua tornano utili tipo 15 anni buttati. Che per esempio il tipo mafioso, quando la scena prima sono al cimitero, no? E lui la prima cosa che vedi è che prende da una tomba una bottiglia di sake, perché in Giappone è usanza portare ai morti, gli si porta la lattina di birra, il succo di frutta, le monetine, cioè si fanno piccole offerte, uno snack, e quindi c'è sempre roba da mangiare e da bere oggettivamente in un cimitero. Il tizio che salvano dalla macchina, il boss, quando gli dà il biglietto da visita, il nome sul biglietto della visita è lo stesso della tomba. Per quello Jin voleva scappare subito, appena gli ha dato il biglietto, perché lui era andato là a salutare, portare gli omaggi al padre, credo, e lui gli aveva appena fregato la bottiglia di sake. E un'altra cosa è i cartelloni, che ogni tanto vengono inquadrati, che spesso e volentieri hanno a che fare con la situazione. Cioè adesso me ne viene in mente uno quando Hana, se non ricordo male, a un certo punto dice quanto bello sarebbe, o Jin, non mi ricordo chi dei due, sarebbe avere una famiglia felice, una casa in cui vivere, eccetera, e si vede il cartellone con la famiglia e c'è effettivamente scritto 3 persone, una casa, una famiglia. Cioè tutti i vari cartelloni che vengono mostrati hanno tutti a che fare con le sensazioni e le emozioni di quel momento dei personaggi. E cos'altro c'era? C'è il fogliettino che Miyoko, se non ricordo male, la ragazza più giovane, che a un certo punto strappa dal giornale, che viene inquadrato, e lei lì c'ha i primi ripensamenti sul discorso di casa, che va alla cabina, no? Lì nel foglietto è scritto Angelo, che è il nome del gatto, è tornato a casa. Adesso io non so se quello fosse un annuncio del fatto che magari il padre avesse trovato la famiglia del trovatello, del gatto trovatello, e l'avesse riportato e c'era un piccolo trafiletto, o fosse semplicemente una casualità e quindi l'ha tenuto, però è una piccola cosa che fa innescare quello. Non so se avevo detto altro prima. No, sì, poi parlavi prima della condizione effettiva cioè del fatto che sì, che costituiscono si vede appunto le scene che magari appunto qua non siamo così abituati, almeno non in Italia credo, almeno non qua in zona, che io sappia, di vedere la scena un po' più o meno all'inizio, dove si vede il parco con tutte queste tende, con i teli blu, ok, dove vivono,
Ed effettivamente ci sono in tante grandi città in Giappone, in Tokyo in particolare, c'è un intero quartiere o quasi popolato da persone in queste condizioni, e quelle sorte di baraccopoli esistono a tutti gli effetti e sono una sorta quasi di ghetto. Cioè, un quartiere, come ti dicevo prima, c'è un quartiere a Tokyo, mi sfugge il nome, perdonatemi, qualcosa con la S, che è addirittura cancellato dalle mappe, cioè se tu cerchi sulla mappa non lo trovi, poi se fai una ricerca ovvio che trovi la zona, che negli anni passati era una zona, se non ricordo male, dove c'era una zona popolare dove avevano costruito tutte quante case per i lavoratori delle fabbriche durante le guerre. Nel dopoguerra c'è stato un crollo di quel tipo di economia e lì si è trovati in una situazione così, e c'è gente a Tokyo che manco sa dell'esistenza di questa zona, quindi sono proprio mondi diversi. E non mendicano, dici, non hanno No, contatto, esatto. non vogliono contaminare la Sì, società. e in Giappone vedere un barbone, diciamo, mendicare, no, non lo vedi. Però anche una cosa interessante. Cioè, questa magari è una mia lettura, però una cosa che ho trovato molto interessante, anche alla luce di quello che hai detto tu adesso, è che proprio alla fine del film, quando... E qui magari può esserci... Ciao, arrivederci. Ciao, grazie a voi. Buon Natale. Sì, che appunto, cioè diciamo, forse non c'è un vero e proprio taglio morale che si vuole dare a questo film, o è tradizione, cultura, cioè essere molto restii, no, cioè anche esprimere delle opinioni forti su questa cosa, perché, boh, cioè adesso appunto non conosco bene la tradizione e la cultura giapponese, però appunto una cosa che ho notato, che secondo me è molto bella e ovviamente non è casuale, è quando la coppia di genitori appunto ritrova il bambino, cioè gli viene consegnato appunto il neonato, e dice a quello che poi è il padre della ragazza: vogliamo salutare e vogliamo ringraziare queste persone per quello che hanno fatto. E lui gli risponde, ma guardate che gli dice: guardate che sono dei barboni. Al che loro rispondono: non ci interessa, cioè nel senso, vogliamo ringraziarli lo stesso, non ci importa, anzi quasi gli dicono non cambia niente, no? E è bello perché in quella inquadratura lì non è un mezzo busto che si vedono loro, ma sono tagliati, cioè si vede solo, cioè si vede dal naso in giù, e boh, poi ognuno la può interpretare come vuole questa cosa, però secondo me, cioè forse quello è un po' lo sguardo, se deve esserci uno sguardo, io l'ho visto lì. Però proprio su quella scena, perché effettivamente da queste scene qua una qualche morale, se vuoi, la si può trovare benissimo, cioè il fatto appunto di vedere questa famiglia che dice non importa chi sono, mi hanno riportato la figlia, chi se ne frega. Però d'altro canto ti fa vedere come il poliziotto, il padre della ragazza, la prima cosa che dice è: però guardate che sono barboni. Cioè, ci sono le due facce della cosa e si vedono benissimo sul fatto che uno mette avanti le mani, perché della serie solitamente è un male, quindi io ve lo dico, ok? Loro poi dall'altro canto vedi la parte, diciamo, buona, bella se vuoi, del fatto di dire chi se ne frega della condizione, questi ci hanno salvato la figlia. Comunque è vero però che per esempio ai tre senza tetto, cioè non vengono risparmiate critiche a loro, cioè per esempio a Jin, mi sembra, cioè lui per esempio, cioè la sensazione che ho avuto io è che l'essere dei senza tetto fosse semplicemente una delle tante caratteristiche di questi tre personaggi, e che appunto non ci sia quella patina moralistica che magari invece questi personaggi nei film tendono sempre a essere, delle volte anche giustamente, ma c'è sempre un po' una patina pietistica, no? Invece cioè, non si risparmiano critiche ai loro comportamenti, ai loro vizi. Sì, ma in effetti loro stessi in primis continuano a ridirselo, noi siamo solo dei barboni, viviamo nella spazzatura, cioè... Questo mi sembra abbastanza in linea con quello che potrebbero pensare
di se stessi, cioè in Giappone, no? Cioè che è molto... Sì, sì, è una è vissuto cioè, come una sì, colpa. è quasi vissuta, esatto, sì, sono d'accordo con Carlo. Cioè, da quello che ho studiato a riguardo, effettivamente sì, cioè per loro, e torno al discorso, non mendicano perché cioè per loro è un po' un'onta, capito? Essere finiti in una situazione del genere. E, e quindi sì, cioè loro sono i primi in realtà ad additarsi dei loro mali, in un certo senso. Poi c'è anche quella scena quando sono nella farmacia, che c'è quella persona un po' ubriaca che li vuole far andare via, però loro lì si arrabbiano. Cioè, quando vengono definiti come delle persone non normali, mi sembra, lì loro però si arrabbiano, per esempio. Ma allora lì la vedo più come una cosa, a parte un po' anche forse per far funzionare la scena, perché metti il... È una situazione, se posso dirlo, molto giapponese, cioè metti il solito uomo, tra virgolette, per bene, lo vedi ben vestito con la valigetta, eccetera, palesemente l'impiegato che ha finito tardi si è ubriacato, che vede questi come scarto della società e se la prende. E questi sì, ok, però fino a un certo punto. Cioè noi riconosciamo le nostre colpe, però lasciaci stare. C'è sempre quel discorso, finché c'è la divisione va bene, finché ce lo diciamo tra di noi va bene. Quando il resto della società arriva e ce lo sputa in faccia, la situazione cambia un po', specialmente quando è una persona che in quel momento è presa peggio di loro potenzialmente, almeno a livello mentale della scena. E poi mi sono venute in mente altre due piccole cosine. Uno sul fatto che forse la traduzione in italiano può creare un attimo di defiance, diciamo, su quando loro arrivano in quel locale dove sono tutti trans, travestiti, eccetera, e lui chiama l'altra donna, uomo, insomma, mamma, e lì ovviamente non è sua mamma, primo perché è un uomo, e quella lì però è una cosa tipica, cioè questi locali in Giappone ce ne sono non solo per forza con persone travestite, ma anche proprio questi locali gestiti spesso e volentieri da una signora di solito di una certa età, e viene chiamata da tutti, di solito i clienti sono tutti abitué, eccetera, mamma proprio, quindi probabilmente è stato tradotto diretto. E un'altra piccola cosina è quando loro si trovano nella casa, quella distrutta, che era della famiglia, a un certo punto vedi la scena di lui che ha Gin che ha la bottiglia in mano, prende in mano un ritaglio di giornale, il ritaglio di giornale sono scommesse sui cavalli, e nel momento si sente la scena di una delle signore, delle pettegole, che dice beveva, scommetteva, e lui subito salta su perché effettivamente si era ritrovato con la bottiglia in mano e col foglio delle scommesse dall'altra. Ecco, un'altra piccola, basta, non credo di avere altre cose legate a... No, però grazie. No, io volevo dire una roba riguardo quello che hai detto tu prima, del tizio della farmacia che era ubriaco, quel che è. E che non so perché, probabilmente me lo sono immaginata io, però mi ha ricordato tanto la scena della memoria di Ana quando lei cantava, che c'era un altro tizio vestito più o meno nella stessa maniera, che era anche lui imbriaco e spolpo, e che ha iniziato ad insultare Ana, e lei ha sempre fatto finta di niente, ha continuato finché non ha superato un limite. Cioè lei ha sempre accettato tutti gli insulti fino a un unico, che adesso non mi ricordo cosa gli diceva, tipo vecchia ste, una roba del genere. E niente, in realtà la scena era praticamente la stessa. E basta, volevo dire questo. Sì, che anche il personaggio di Hana adesso mi viene in mente, cioè è nell'ottica giapponese ritenuto peggiorativo di una certa condizione, cioè perché sappiamo che c'è un po' di... perché la cultura lì è, sì, quindi Sì, è diciamo, insolito se posso che un dirlo, personaggio effettivamente, venga ritratto. tutto il trio è probabilmente quello più soggetto a critiche o altro, perché è sì un senza tetto, un barbone, e in più è sì omosessuale ma è pure travestito, cioè se vogliamo, cioè, nell'ottica giapponese, cioè è proprio brutto da dire, ma è peggio, ok? Cioè, per loro l'omosessualità è una cosa ancora molto tabù, cioè quei locali ci sono frequentati, la gente ci va, si diverte, ma nella concezione comune la gente che si traveste così è un divertimento, cioè è nel momento in cui uno di questi cerca un po' di imporsi e far capire no, ma guarda che io sono realmente gay, eccetera, che allora
la gente comincia ad avere un occhio tipo di questa cosa non mi piace. A me è capitata personalmente una volta di chiacchierare con un tizio in Giappone e a un certo punto si è entrati sul discorso omosessualità e lui mi fa ah sì, quella cosa che c'è in America e in Europa. Cioè, tipo, no, a Tokyo fanno il Pride per dire, però è comunque teniamolo da parte, cioè non ci piace troppo. Finché uno si traveste, ci si diverte, va bene. E poi, quindi sì, sicuramente c'è come si dice, una peggiorazione, si può dire. Sì, che è una cosa Mi viene il ulteriormente termine. peggiorativa. Sì. Poi va bene, cioè, c'è l'ottica per cui l'umanità dei personaggi li riscattano, quindi in realtà il film Sì, probabilmente se vuoi, dice esatto, una un cosa po' anche la rispetto morale a può essere questo. anche banalmente appunto, nonostante gli scarti, il peggio della società, se vuoi, una che ha coltellato il padre, uno che giocava e beveva, uno tipo, non si sa bene cosa abbia fatto, ma se vogliamo, forse in un'ottica giapponese il suo male era proprio essere Quello, omosessuale ed essere travestito, comunque sanno far del bene, cioè se vuoi un po' banale, però probabilmente sì, è comunque un film che gira intorno al Natale, come hai detto tu, e ci sono un po' quei cliché. Sì, Un'altra piccola cosa che hai detto, la scena finale sul tendone io non so se sia voluto o meno, però il pezzo di scritta che si vede, perché è palesemente tagliato a un certo punto sullo striscione, è makasete, che makasete vuol dire tipo lascia fare a me. Ok. È proprio ci penso io. Non so se sia un rimando al fatto che quel tendone poi l'ha salvato. Beh, noi Non so. abbiamo imparato che niente è casuale di solito nei film, Quindi. per cui vorrà pur dire, abbiamo... In questi 3 anni Sì, l'abbiamo imparato a nostre spese anche forse. Non so se qualcun altro vuole condividere un po' di... Beh, ormai siamo a Natale, saltate tutti. Ah, ok, ecco. Saltato ogni schema. Cioè, Allora, le scenografie le ho trovate strane e sono qua che mi sto chiedendo perché. Cioè, io ho visto delle cartoline a un certo punto, delle riproduzioni quasi fotografie del reale che diventano fumetto, no? E anche la costruzione molto spesso sono scenografie ferme su cui si muovono i personaggi e adesso mi è venuta la sensazione che è come se io girassi un fumetto pagina dopo pagina, cambia la scena e c'è un racconto su una scena, cambia un'altra inquadratura, un'altra scena da fumetto. Ecco, non so se sia voluto o se sia stato fatto per un'economia, perché fare un film, no, un cartoon ha dei costi notevoli e qui c'è tutto, non è Disney che tutto si muove, che tutto è super elaborato, ci sono inquadrature in cui si muove solo la mandibola di lui che parla o di lei che si muove e basta. Però questa sensazione statica è di tutte queste scene e non capisco se è una cosa perché se questo è un cinepanettone, se è stato voluto dall'industria cinematografica giapponese o se è un film un po' alternativo e fatto un po' in economia, ecco, no? E questo non lo so, non conosco questo. Questo è un aspetto che mi lascia sospeso. Un'altra cosa è vero che viene fuori il classismo giapponese, cioè loro sono ancora profondamente, si distinguono in classi, io ci sono stato poco tempo fa e anche nel salutarsi, anche per strada, se sei un po' considerato minore o maggiore c'è un modo diverso di guardarsi, di salutarsi, quindi immagino che i barboni sono visti in una cosa lontana, eccetera, e quindi questa storia è un po' strana, ecco, il classismo pesante che loro hanno, perché in fin dei conti sono ancora molto chiusi su questi aspetti, ecco. Anche se poi hanno una dinamica, no, tecnologica e di vita che sembra che tutto funzioni, tutto corre, tutto è perfetto, sembra, beh, in parte sì, però insomma, dopo quando torni qui dici qua non funziona niente perché lì funziona tutto. Ecco, cioè, io sono stato sbalordito dalle scale mobili che mi salutano
e mi dico attento che sei arrivato alla fine della scala mobile. No? Cioè, perfino questo, no? Ogni 200 metri ci sono dei bagni meravigliosi giorno e notte che funzionano, pulitissimi. E qua c'è un bagno pubblico a Castelfranco, scusate, dove se io esco adesso devo fare la pipì, no, gli alberi forse, gli angoli, basta. Comunque più puliti dei bagni pubblici. Mi lascia un po' così perplessa questa costruzione del film. So dove abbia voluto arrivare come obiettivo. Sì, sì, assolutamente. Guarda, Poi- se posso, a me viene da pensare che il discorso dell'animazione, dei fondali così, a parte che è raro trovare film d'animazione giapponesi, tolti probabilmente Miyazaki, dove bene o male tutto si muove. C'è un altro regista mi ricordo la casa, è Madhouse, ma non mi ricordo il nome del tizio che ha fatto... È Madhouse sempre, ok. Tizio Che ha ha fatto? diversi film. Tizio che ha fatto, non è Mamoru Osoda, Sì, forse è lui. cioè The Boy and the Beast, Sì, Wolf Children, esatto, ecco. Summer Wars, adesso mi è venuto in mente proprio Summer Wars, dove Sì, ok, ci sono delle scene corali, secondo me meravigliose, dove ogni piccolo dettaglio è in movimento. Lì io penso che in buona parte sia dettato anche da una questione di budget, probabilmente. E anche dal tipo di storia, cioè nel senso qui alla fine, se si vuole, in parte è quasi teatrale, cioè, esatto, ci sono loro tre e la piccola al centro di tutto, il focus è lì. Ma è una cosa che nell'animazione giapponese è molto diffusa, cioè il fatto di avere i personaggi principali nel focus, quindi molto più illuminati, più in movimento, i vestiti, il volto più dettagliato rispetto al resto. Ma penso sia una cosa proprio molto loro. La cosa più dettagliata in molti anime è il cibo. Più Sì. ancora i personaggi dei fondali di tutto, il resto è il cibo. E comunque sì, sono completamente d'accordo sul discorso del classismo, eccetera. Poi non si può fare di tutta l'erba un fascio, perché ovviamente anche lì, come si vede qui, ci sono persone che hanno a cuore, che vanno ben oltre certi preconcetti. Però sì, estremamente classista, estremamente funzionale su tante cose, ma con tantissime altre problematiche dall'altra parte. E confermo le scale mobili. Sì, beh, poi il livello di animazione comunque è un buon livello di animazione, direi, nel senso che almeno per quel che riguarda le dinamiche dei personaggi, cioè almeno per quel che riguarda i personaggi sicuramente. Poi neanche gli sfondi direi siano trascurati, sono degli sfondi ben fatti, dettagliati. Però quindi, sono fondali. sì, però sono fondali, quindi è vero. Si muovono poco. E qui sono d'accordo con lui che dipende sempre dalle esigenze. Poi da un punto di vista produttivo io so che il film ha seguito Millennium Actress, che forse era un film in cui anche lo stesso Satoshi Kon aveva investito personalmente di più da un punto di vista artistico, e nel giro di 2 mesi, dopo un invito della casa produttrice che è la Madhouse, appunto, di partorire una cosa nuova, lui aveva già pronta la sceneggiatura, e forse può essere che sia anche attendibile l'idea che fosse un film un pochino di ripiego, finanziato diversamente rispetto ad altri film suoi. Potrebbe essere un'ipotesi plausibile, insomma, ecco, considerata la velocità con cui è stato messo in cantiere, fatto, ecco, per cui sì, potrebbe darsi. Poi di nuovo sovvertito questa regola facendo Paprika 3 anni sì. dopo, ha mandato al diavolo, sfondo, personaggi, tutto si muove, lui è un costante movimento. E Paprika, come diceva Daniele giustamente, è un film invece in cui al contrario c'è una mobilità pazzesca di tutto quanto, cioè anche il soggetto stesso del film però richiama il bisogno, la necessità di avere questa estrema mobilità dell'animazione. Comunque si sta parlando di un livello decisamente alto, insomma, comunque, ecco, sì. Comunque, per spezzare il ritmo di tutto quello che stai dicendo, molto interessante, ricordo a tutti e a tutte che questo è il primo film d'animazione di sempre del nostro Cineforum, quindi ricordiamolo. Non l'ultimo, si spera. Magari... ok, non volevo... Abbiamo un impegno. Fateci sapere se vi piace, magari ne proporremo di altri, vediamo. Pensa tipo a chi è venuto
qui per la prima volta oggi, Ha pensato che noi facessimo guarda, cartoni giapponesi. Divano Rosso, vieni solo questa volta della tua vita al Cineforum e pensi che facciamo solo film d'animazione. Bravissimo. Divano Blu, Divano Blu. oggi è la prima volta e poi verrai tutti gli altri appuntamenti senza perdere nessuno e scoprirai quanto è profondo Spazio Zefiro. Quindi, no, abbiamo una cazzata. Facciamo gli straordinari perché non c'è Strap, quindi adesso sono quello che deve fare un po' le battute. Volentieri, Strap ci manchi, torna. Così, se qualcuno vuole condividere qualcosa è sempre ben accetto. Ok, ottimo. Luca. Allora, intanto grazie perché dall'anno scorso che vi chiedevo di vedere un film d'animazione, qualcuno sarà testimone, e quest'anno non sono quasi mai riuscito a venire, ma quando sono tornato mi avete fatto un bel regalo. Non volevo fare prima una piccola riflessione, dopo farvi una domanda che in realtà è un po' buttata là. Secondo me è interessante il film perché io trovo che la tematica principale, o quello che ci ho visto io, è il tema della perdita, ma non della perdita in genere, cioè perdita solo di un familiare, o intesa solo come morte, ma proprio perdere gli oggetti, cioè qualcosa che è smarrito, qualcosa che è stato anche solo abbandonato. Ed è interessante che lui abbia scelto come protagonisti quelli che vengono considerate le persone che hanno perso più di tutti, cioè i barboni sono considerati anche solo, forse dalle persone vengono considerati quelli che hanno perso i soldi. In realtà noi vediamo in questo film che l'aspetto di aver perso i soldi è l'ultimo, o comunque non è il più importante per cui loro siano diventati barboni. Cioè una ha perso il gatto, ha deciso di mollare la famiglia, l'altro ha perso la famiglia perché per l'imbarazzo più che per i soldi, per essere più che altro perché è un codardo, diciamola così, e l'altro perché ha perso uno scopo di vita, ha perso un compagno, da quello che si è capito. E i barboni, comunque loro vivono in tutta la storia nel trovare cose che sono state perse da altri, e tutto nasce anche da una bambina che è stata, tra virgolette, persa perché qualcuno l'ha persa. E quindi trovavo interessante questo tema su quello che qualcun altro perde può diventare la risorsa per qualcun altro, e nel film succede, o comunque che perde, che smarisce, che lascia in giro, e anche quello che loro hanno perso, che li ha resi dei barboni, dopo li fa diventare delle risorse per gli altri, per arricchire anche chi ha perso qualcos'altro come loro. E invece la riflessione, la domanda voleva porre sul fatto che diciamo che è stato di ispirazione per molti registi, molte sue opere. Parliamo di Inception, che è il più famoso, saper essere un po' ispirato a Paprika, ma ce n'erano altri. Black Swan, che era ispirato a Perfect Blue. Trovo strano perché questo, secondo me, dei suoi film è un po', non so se è il più europeo, però il più facile da, cioè questo sarebbe guardando tutti i film di Con, diresti questo è il più facile da far diventare un film live action, e invece, almeno a mia conoscenza, non è mai stato riproposto, come invece film molto più complicati suoi, che dici questi li possono fare solo con l'animazione, e dopo sono riusciti a pensarli in maniera diversa. Non so, volevo sapere secondo voi perché, magari forse era troppo, non è banale, però alla vista magari di qualche produttore può sembrare, può fare il rischio di farlo diventare un cinepanettone, diciamo. Magari riprendere per filo e per segno, no, cioè penso sia impossibile, ma anche gli altri film che hai citato non sono, Sì, non sono esatto, copie. però certo appunto, secondo me, ma parlavamo prima con Carlo, molti hanno preso ispirazione, cioè hanno preso da lui, cioè da questi film, e poi in modo esplicito no, ma dici? Ok, ma anche a livello visivo proprio, cioè stavo parlando. Questo confermo che sì. Allora, questo è decisamente, cioè anche se poi uno deve lavorare un attimo per individuarlo, è Three Godfathers di John Ford, perché
che è un film strano perché è una sorta di commedia western con questi 3 personaggi che a un certo punto, dovendo sfuggire a questo sceriffo che li bracca, sono 3 fuorilegge e arrivano nel deserto e in una specie di... Sì, cioè ci sono questi resti di una carovana che non mi ricordo se sia stata depredata o che... E c'è una donna morente che è anche partoriente, per cui sta per partorire e riesce a strappare loro, a questi 3 individui poco raccomandabili, la promessa di badare al bambino sostanzialmente. E da lì in poi si innesca tutta una serie di avventure che li riguarda e che è estremamente a sfondo, estremamente edificante, anche un po' moralistico, è un po' un racconto morale di John Ford in forma di western, in parte favolistico, in parte comico, con questi 3 personaggi che affrontano delle situazioni con fortissimi echi biblici, diciamo, ecco. Quindi è il rimando qui c'è, anche se non è proprio diretto al 100%, però ha a che fare con l'idea della redenzione, no? Cioè lì ci sono i banditi, sti banditi tendenzialmente senza speranza, dei reietti della società a cui si riferiscono, e qui c'è la stessa cosa in un'altra chiave, insomma, anche diversa, con meno simbolismi, meno un lavoro molto diverso, però anche Satoshi, cioè pur avendo appunto ispirato altre cose, in seguito in questo caso ha tratto a sua volta ispirazione. Dicevamo, forse non è... Cioè questa è proprio una cosa solo... Se vuoi vederla così, forse potrebbe essere così, ma è proprio una cazzata. Però anche lui... Non so se è una citazione, non so cos'è, però dicevamo prima, quando sono sul ponte e c'è appunto la madre, abbiamo detto, scopi narrativi diremo la madre della bambina, con questi capelli neri, magrolina, pallida, su questo ponte. Perché no? Perché no? Diciamo, pensiamo agli amanti del Ponte Neuf di Leo Carà. Sogniamo. Noi qui è Natale, vogliamo sognare che sia così, che sia un omaggio. Esatto. È un film che forse mostreremo. Esatto, e che comunque consigliamo. Consigliamo e quando sarà il momento, speriamo, lo faremo. Lo mostreremo e sarete tutti benvenuti e le benvenute, se succederà. Di Leo Carax. Beh, perché no? Non so se abbiamo risposto a tutti. Forse no. Se vuoi forse, non lo so, però secondo Vuoi me integrare? c'è un piccolissimo ricordo, ma proprio perché certe figure secondo me si ritrovano con Lone Wolf and Cub. Se avete presente, cioè, Sì. che è un vecchio sceneggiato. Credo che... In realtà è una serie di film, non è uno sceneggiato. Ma ci hanno fatto anche uno sceneggiato allora forse, perché Può essere, è credo. diventato tipo Poi hanno Shogun fatto un Assassin, manga, ci hanno fatto un po' di tutto. Sì. Però è una serie di film. Dove c'è questo samurai, un Ronin in realtà, che a un certo punto, non mi ricordo la faccenda esatta, non so se gli viene affidato, lo trova, eccetera, un bambino, piccolino, avrà tipo 2 anni, non lo so, e si porta in giro la carrozzina, questa carrozzina in bambù col bambino, e nella carrozzina c'è un quintale di spade, lance, eccetera, e lui va in giro a fare, c'è contratti, il cacciatore d'Italia e tutto quanto, però sempre col bambino dietro, quindi c'è un po' quel rimando a quelle figure, come hai detto tu su The Godfathers, a figure poco raccomandabili, che però alla fine hanno quel cuore tenero, se vogliamo. Sì, Lone Wolf Cub è esattamente così. Bello, tra l'altro, anche questo consiglio aggiuntivo decisamente valido. Io volevo richiamarvi al rispetto per i registi fratelli Vanzina, la loro aspra satira che, esattamente come in questo film, non va a toccare la questione morale dei personaggi. Non sia mai che la questione morale li riguardi, però dal lato mio consiglio di guardare qualche cinepanettone, magari anche di quelli più sbracati degli ultimi, tipo Natale in Egitto. 95 è un classico. Sì. No, ma sono in parte d'accordo, in parte in disaccordo. Guadagnino ha scritto un articolo che Francesco ha potuto leggere, quindi mi è testimone, sul fatto che bisogna rivalutare i Vanzina. Non lo so, cioè però è perché gli anni 80 mancano a tanti, quindi Guadagnino ha coraggio, ha grande Guadagnino. Non è grande.
Io ho veramente amato solo uno dei suoi film, devo ammetterlo, che è il remake di Suspiria. Gli altri li ho trovati belli, però vabbè, questo è un altro discorso. È un altro discorso. Con tutti i film che sta facendo, potremmo chiamarlo guadagnone? Domanda? Non so. Beh, non ne aveva bisogno, ma glielo auguro, perché penso di sia di famiglia abbastanza benestante lui, non credo. Guadagnino. Non ci sponsorizza ancora, però può farlo quando vuole, giusto? Volevo chiudere la questione di prima dicendo che ho avuto modo di approfondire questo film perché in realtà volevo scrivere 2 righe su un disco, e mentre ascoltavo questo disco ho visto questo film, mi ha fulminato completamente, e allora ho preso a cercare tutto il materiale che potevo trovare, che è relativamente poco perché non è un film centrale di Satoshi Kon. Il disco è un disco di pop sperimentale, quindi sempre un po' ricercato, che magari non piacerà a tutti, però se vi piace il cantautorato e le tematiche di questo film, vi piace l'indie pop e siete disposti a farvi mandare giù un cantato un po' pietoso, diciamo così, c'è questo super gruppo di 3 persone, tra cui Jacopo Lieti dei Fine Before You Came e Generic Animal, penso noto soprattutto per aver prodotto una canzone di Massimo Pericolo e quelle robe lì, un produttore con le controballe, il disco si chiama Liquami, è devastante secondo me, Liquami appunto Scarti, impressionante quanto le tematiche del film tornino, e non riuscivo a non dirlo perché è veramente un bel disco. No, cioè, se avete dei consigli o delle cose che volete condividere, noi siamo qui per cercare di non solo raccoglierli per noi stessi, per la nostra crescita intellettuale, ma per diffonderli quanto possibile, per cui grazie, insomma ogni suggerimento è sempre accolto con grande favore. Se vi è piaciuto Tokyo Godfathers, di Satoshi Kon, amerete. Ecco, e intanto è comparsa da mezz'ora questa nell'ultima mezz'ora è comparsa, cioè quindi non stiamo svelando niente, è tutto di dominio già strapubblico e la gente ha già guardato in internet. Andiamo veloce. Questi sono i nostri consigli come tutte le volte. Miracle a Milano, film con uno dei trailer più belli in assoluto, e dico solo questo. Vai, avanti, così veloce. Allora, è un anno desichiano, per qualche motivo c'è anche una mostra alla Galleria del Modernissimo a Bologna in corso, e sta bene perché è un po' natalizio, lo è il film, c'è la gente che vola sulle scope, la tematica sociale è una sorta di bidonville milanese, la lotta di classe in forma di favola, insomma, bello, ancora bello da vedere secondo me, molto particolare, molto diverso da Ladri di biciclette, con effetti speciali per l'epoca avanguardistici, quindi dite qualcos'altro sugli altri film. Millennium Actress è il mio film preferito di Satoshi Kon, è una dedica è una lettera d'amore a tutto il cinema giapponese, da I Sette Samurai fino a 1999, tipo Macross, e è veramente un film pazzesco che racchiude in sé cioè alla fine una ricerca che è il fulcro focale di tutto il film. Il viaggio, ecco. Chi dati tu? Qui c'è uno spoiler. L'ha però fatto prima lei. Va bene. Ma ci sta, la curiosità va solleticata, vellicata. Una tomba per le lucciole, o La tomba per le lucciole secondo alcune traduzioni. Cannarsi. Cannarsi. Vuoi dire qualcosa su Cannarsi? Solo brutte cose, per favore. Posso dirgli vaffanculo, Cannarsi? Grazie. Noi lo salutiamo perché è nostro costume farlo, e quindi sì, lo siamo salutiamo, amici, specialmente di chi ci dà, cioè ci arrivasse mai qualche obolo da parte di chi di chi salutiamo.
Una tomba per le lucciole non è un film molto natalizio, non vi renderà felice il Natale, però probabilmente vi renderà delle persone migliori, esatto. The Boy and the Beast di Mamoru Hosoda invece è non è una favola La Bella e la Bestia, ma è comunque una favola che al posto della bella c'è un ragazzino che sta cercando il suo posto nel mondo e una bestia che anche lei stanno cercando il loro posto nel mondo. Diciamo che c'entra il tema della paternità e quindi Sì. l'integrazione di quello che manca a livello di sentimenti, che può essere un qualche cosa che stasera abbiamo visto, qui in qualche forma più immaginifica c'è, insomma, ed ha un'animazione della Madonna, sì. diciamolo pure. Sì, Mamoru Hosoda è molto bravo su Prima di andare, vuoi ringraziare tutti per essere stati con noi? Non mancate perché venerdì 27, quindi 2 giorni dopo Natale, ultimo film della stagione, ultimo film dell'anno. Non mancate assolutamente. Non ci sarà vero? Non ci sarà dibattito? No, dibattito. Ma ci sarà la nostra bellissima tombola. Ok, wow. La tombola, quindi non mancate assolutamente. Tombola Gen Z 3.0, premi bellissimi e succederà di tutto. Siateci, ci sarà anche Andrea, quindi succederà il casino, ve lo dico già. Grazie mille, buona serata, buonanotte. Possiamo decidere se la scena, se la sedia vuota sia per l'ideatore di questa rassegna, il dottor Opicini, che ci manca, o per Nicola Strapazzon, che ci manca altrettanto, però ci manca un po' meno. Questo è il mio parere. Solo perché è Natale.